nostro business plan, il progetto Flag Fashion. Noi ragazze della quinta P della scuola Ipsia Garbin di Tiene, settore moda, abbiamo pensato ad un atelier che si occupa di progettare e realizzare abiti su misura Nel nostro atelier si producono capi di alta moda adatti a chi vuole partecipare a cerimonie. Ci rivolgiamo anche a clienti che sono alla ricerca di un abito multietnico, quindi in riferimento a culture differenti da quella italiana, ovvero Marocco, Ucraina, Bangladesh, Russia, Vietnam, Croazia e Polonia. Questa scelta proviene dalla caratteristica del nostro gruppo, che è costituito da persone di provenienze diverse. I concorrenti sono i tradizionali wedding planner e altri atelier che vendono abiti tradizionali di altri paesi. Non temiamo la concorrenza poiché offriamo un servizio innovativo in partnership con altri servizi come ad esempio un servizio di catering e di fornimento accessori da abbinare agli abiti. Nella nostra azienda confezioniamo abiti e completi uomo-donna, destinati a persone che partecipano a cerimonie, anche di etnia differente da quella italiana. Persone che ricercano originalità, tradizioni e attualità, ovvero il capo deve essere aggiornato rispetto alle mode del momento. Dal punto di vista economico ci rivolgiamo ad una fascia medio-alta. Il nostro cliente ricava dei vantaggi ottenendo un capo confezionato su misura ed originale, che rientra nelle tradizioni della propria appartenenza etnica e che lo caratterizza. Inoltre può disporre, attraverso un partnership con un'azienda esterna, di un servizio di catering. Oltre a vendere al cliente il nostro prodotto, vendiamo anche la nostra professionalità. Offriremo al cliente la storia della nostra azienda, dalla scelta del materiale alla confezione dei capi. Un'altra politica commerciale sarà creare una linea di vestiti da cerimonia italiani con inserti di materiali di altre provenienze. Su richiesta il nostro prodotto arriva al cliente a domicilio con un imballaggio speciale che consente all'abito di arrivare integro. È importante per mantenere un buon rapporto con il cliente rispettare le tempistiche richieste ed esaudire le sue esigenze. Per la distribuzione abbiamo pensato ad una sede centrale, in cui è presente sia la produzione che la distribuzione al dettaglio. Siamo presenti nelle fiere del settore tessile. In questi luoghi è possibile attivare un servizio di consulenza al cliente. Questo ci consente di creare la nostra rete di clientela. Come azienda intendiamo posizionarci a livello internazionale, ad esempio aprendo un atelier in una grande città, come Parigi e Venezia, in quanto ci avviciniamo ai target di riferimento, mettendo in mostra la nostra artigianalità. L'azienda sarà raggiungibile online e il prodotto viene consegnato attraverso un servizio di corriere espresso. Saremo anche noi stessi a raggiungere il cliente per la fase di consulenza e di sartoria, ovvero la progettazione dell'abito su misura. Abbiamo pensato di comunicare attraverso la pubblicità e i social network. La pubblicità sarà attiva in modo continuativo per far conoscere i nostri prodotti e acquisire sempre più clienti. Intendiamo espanderci verso il mercato estero attraverso sponsor internazionali. Vogliamo creare un'immagine precisa dell'azienda attraverso slogan che vengano ricordati da chi ci guarda e chi ci ascolta. Per far sì che i clienti rimangano fedeli dobbiamo assicurare l'assistenza e l'offerta di un prodotto sempre innovativo. Nella nostra azienda possiamo offrire un'ampia gamma di scelte di abiti moderni e tradizionali.